Così come è stato una sorpresa in qualche modo il videomessaggio arrivato il 12 settembre, così è una sorpresa un po' attesa in verità, perché quelle parole già quel giorno hanno suscitato grande interesse, quando il Santo Padre ha specificato ora a distanza, spero presto personalmente, di persona, e quella è stata accolta come una promessa che si è realizzata in tempi brevi, e di questo siamo contenti. La visita del Papa è veramente uno stimolo a saper guardare la storia, questa storia, con gli occhi di Dio, e ad ascoltare il grido dei poveri, degli oppressi, con l'orecchio di Dio. Come a Mosè, Dio dice va dal mio popolo. Ecco, questa voce giunge fino a noi, fino ad oggi, per proclamare quella giustizia che supera il livello della legalità e si innalza a quella promozione della persona, di tutta la persona, della persona umana, in vista di una attesa, di una sperata fraternità umana, come si espresse Papa Francesco, una fraternità umana. Su questa dobbiamo puntare. Non uccidere, dice uno dei comandamenti. Tu non ucciderai. Si può uccidere in tanti modi. E molti di questi modi sono abbondantemente sfruttati. Un annuncio che arriva in un momento particolare, quello della Quaresima. Sì, che ho accolto, stiamo accogliendo come un dono in un tempo penitenziale, che non è una cosa triste il tempo penitenziale, ma è un'occasione, è un fermarsi per vedere dove siamo e cercare di capire dove stiamo andando. È un tempo prezioso che la tradizione della Chiesa ci riserva, quello della Quaresima. E questo è un dono che ci impegna. Tanti doni poi si traducono in responsabilità. Ecco, quindi ci viene richiamata questa responsabilità che abbiamo come comunità di credenti e come uomini e donne di buona volontà, al di là delle appartenenze di fede, a guardare l'altro sempre come fratello, come sorella, mai come nemico.